Allora, abbiamo ancora, penso, qualche minuto a disposizione. È necessario affrontare la questione sociosanitaria che, vabbè, richiederà poi un capitolo a sé stante, perché lo sappiamo che è immensa. Adesso problemi stanno emergendo a livello regionale, non solo della nostra regione per la sanità, problemi grossissimi, i nostri cittadini se ne rendono conto perché in strutture ospedaliere che un tempo funzionavano bene le liste d'attesa sono ritornate terrificanti e questo naturalmente a danno delle persone che hanno un reddito più basso, perché chi non ha un reddito basso paga la prestazione, quello che deve, la diagnostica e risolve il problema. Come sempre chi non ha la possibilità aspetta tempi assurdi. Allora, sulla sanità e sociosanitario noi abbiamo un nuovo piano sociosanitario regionale approvato non più tardi di un anno fa. L'idea, lo slogan che ci ha affascinato anche noi come organizzazioni sindacali, questa cosa meno ospedale, più territorio. Cosa sta succedendo oggi? Primo, alla fine l'idea di ridurre un po' di posti letto per dare più risorse al territorio non si è verificata, nel senso che poi il piano non ha ridotto di molto i posti letto. Però è rimasta questa frase di dire tutte le risorse che io reperisco dalla chiusura dei posti letto la metto nel territorio, se non chiudo i posti letto non ho risorse per il territorio. Di fatto quello che... E cosa vuol dire territorio poi? Territorio vuol dire il distretto sociosanitario, vuol dire esatto, che i dovrebbero servizi funzionare, sociosanitari, vuol dire medicine di gruppo integrate, vuol dire che i medici in medicina generale dovrebbero mettersi insieme per aprire di più gli ambulatori, perché poi insomma il problema che ha l'anziano è anche avere dei punti di riferimento, no? Se chiude l'ambulatorio del medico in medicina generale alle 11 o a mezzogiorno, al pomeriggio non c'è nessuno, l'anziano va in pronto soccorso, no? Ovvio, no. Non solo in casa il pronto Chiunque, soccorso, ma addirittura, siccome molte volte sono magari codici bianchi, gli tocca anche pagare la prestazione, no? Quindi E aspettare ore. sì, ed aspettare ore, bravissimo. creare problemi al servizio e via dicendo. Quindi c'è la necessità che nel territorio, come dicevo, ci siano delle risorse per far funzionare queste cose qua. In particolare quali? Io parto proprio da questa questione dei medici in medicina generale. Noi siamo bloccati ormai da quasi 5-6 mesi, quasi un anno, dal fatto che queste benedette medicine di gruppo integrate, che altro non sarebbero mettere insieme dei medici in medicina generale, ampliare l'orario di apertura al pubblico dalle 8 di mattina alle 8 di sera, di modo che se uno ha bisogno di qualcosa, anche se non trova il suo medico, ha una risposta al problema. Questa cosa non sta decollando, se non in pochi rari territori. Non sta decollando perché la Regione Veneto non ha ancora definito con i medici quello che viene chiamato il contratto di esercizio, cioè le regole del rapporto tra medico e Servizio Sanitario Nazionale, perché il medico in medicina generale non è un dipendente, è un libero professionista, quindi bisogna costruire delle regole in questo rapporto qua. Stiamo ancora attendendo questo benedetto contratto che è fondamentale per avviarle e noi facciamo proprio appello alla Regione che questa cosa si chiuda quanto prima, perché questo riesce a dare delle risposte non solo di tipo sanitario, perché noi abbiamo in testa un'idea di sanità nel territorio che noi chiamiamo Casa della Salute. Dovrebbe essere non un piccolo ospedale, ma un luogo decentrato dove il cittadino trova tutte le risposte, se non quelle, della malattia acuta dove si va all'ospedale, ma le altre cose dovrebbe trovare là, dovrebbe trovare lo specialista, dovrebbe trovare esatto, ma era quello che forse la riforma avrebbe mirato a fare, però poi come si era pronunciato, perché quante volte l'abbiamo chiesto ai responsabili, concretamente sul territorio, non dico dappertutto, però non si è visto niente di tutto questo. Chiaro. Cioè mancano le strutture, se non altro, anche la logistica, per cui il panico è proprio questo legato ai cittadini. Cioè si vedono che hanno... In qualche raro caso però, per esempio, i medici hanno fatto
ci sono consorziati, hanno realizzato queste strutture. Ci sono delle USL che hanno... Però certo che anche ma la lungodegenza, no, per esempio, dove trova soluzione? Per la lungodegenza c'è poi questa cosa che nel piano sociosanitario avevano detto: mettiamo in tutto il territorio delle strutture che vengono chiamate ospedali di comunità. Sì, ospedali di comunità. Non ci sono solo quelli, poi ci sono anche altre strutture che vengono chiamate unità riabilitative territoriali, che fanno un lavoro più riabilitativo, appunto. Queste strutture tentano a decollare anche qua per problemi di risorse. Eccola. 1, 2, c'è un tema grandissimo, al di là delle risorse che mette la Regione a disposizione, ma è per quello che sono partito dalle risorse all'inizio, è che in queste strutture, parzialmente negli ospedali di comunità, totalmente invece nelle unità riabilitative territoriali, viene chiesta la compartecipazione da parte del cittadino. E quindi viene chiesto: no, io passata la fase acuta ti mando in ospedale di comunità. Bene, i primi 30 giorni non pago, il 31esimo comincio a pagare. Se vado nell'unità riabilitativa territoriale pago già dal primo giorno 25 euro al giorno. Che quindi, vuol dire per un mese, diciamo già appunto che... dopo si passa già a 40, 60, perché poi vanno progressivamente aumentando, no, le richieste di compartecipazione. Quindi c'è anche questo tema non collegato, per esempio, al reddito. Per cui qua si rischia, come diceva lei, che chi ha denaro, risorse, ha una risposta, chi non ce le ha non si cura. Che è il tema grande. Certo. Qui però richiede un intervento importante da parte vostra, cioè non di poco conto. Se non ci state sotto su queste cose qua, i cittadini cosa possono fare? Sì, guardi, il tema sul ruolo nostro è un tema che ci vede, come dire, anche con il problema della comunicazione, no? Perché molte volte ci sentiamo dire: no, ma cosa fa il sindacato? Il sindacato fa un sacco di cose. Il problema è che non è il sindacato che decide. Recentemente un'assemblea, una pensionata ci accusava di non aver dato gli 80 euro, come fosse, come dire, una cosa che sta in disponibilità del sindacato, e quando anche tu li dimostri. Perché c'è un tema della comunicazione che noi attraverso la nostra struttura territoriale cerchiamo di affrontare. Chi si rivolge ai nostri sportelli, e come ripeto sono tantissimi, cerchiamo di dare una risposta. Poi non siamo noi i decisori, adesso non voglio scaricare ovviamente il tema, però noi l'iniziativa che abbiamo intrapreso anche in queste settimane, e che, come ho detto prima, porterà nell'autunno anche a forme di mobilitazione, se non troveremo delle risorse e delle disponibilità a mettere delle risorse su questo tema, sarà inevitabile. Cioè noi facciamo il nostro ruolo. Io adesso non so quanto tempo abbiamo, ma ricordo che, per esempio, assieme alle tante questioni che abbiamo, l'INPS ci continua. Adesso l'INPS manderà a casa dei pensionati che hanno delle agevolazioni, che hanno dei trattamenti integrativi, eccetera, il classico bustone con la richiesta di produrre la documentazione. Ecco, attenzione, perché noi non è che possiamo prendere questa busta che arriva dall'INPS e metterla in un cassetto, perché poi l'anno prossimo ci troveremo con la decurtazione dei trattamenti, perché se tu non produci la documentazione richiesta, tu hai, e siccome adesso è tutto molto informatizzato e molti pensionati non è che hanno un grandissimo rapporto con la tecnologia, allora è necessario rivolgersi alle sedi del sindacato. Allora ricordiamolo, perché siamo in chiusura, se avete a casa, che è arrivato o arriverà questo bustone dell'INPS, apritelo, oppure portatelo alla sede del CAF, no del CAF, della sede dello SPI-CGIL. O anche del sistema dei servizi della CGIL. Noi per quanto, allora, per chi ha un po' di dimestichezza, ripeto, sul nostro sito
www.spi.veneto.it si trovano tutte le indicazioni di tutte le nostre sedi sul territorio delle 113 leghe, delle strutture principali a livello provinciale. Poi c'è un numero di telefono, il 340 8323 190. 340 8323 190, dove si possono inviare o SMS o lasciare messaggi in segreteria telefonica. Verrete richiamati da nostri operatori per darvi delle indicazioni operative. Perché è importante in questa fase, come dire, sapere che c'è una struttura che vi dà del sostegno anche pratico, operativo sui bisogni che avete. Perfetto, altrimenti rubrica telefonica SPI CGL, sì, e ci sono le sedi provinciali, perché diamo le soluzioni che non sono tecnologiche, perché ci vengono richieste. Ma il cellulare ce l'hanno. No, il cellulare, se no il cellulare funziona, che tante volte ricordarsi il numero può essere difficile, comunque si trova. Sì. Lo ricordiamo ancora, 340 8323 190 83 23 190, mandate un messaggio oppure chiamate e poi venite ricontattati per risolvere questi problemi. Dedicheremo un altro appuntamento, perché sarà necessario naturalmente, alla luce anche di quello che avverrà in questo periodo. Io vi ringrazio di averci intanto tirato fuori alcuni temi molto importanti, molto caldi. Naturalmente ringrazio anche voi telespettatori di averci seguito, noi ci vediamo come sempre domani. Grazie.